Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il numero di reati commessi in rapporto alla popolazione residente indica Gorizia come il capoluogo di provincia dove si registra il maggior numero di truffe e frodi informatiche. Il capoluogo isontino è inoltre secondo, preceduto da Trieste per violenze sessuali denunciate. Gorizia e Trieste risultano rispettivamente terza e tredicesima inoltre per i reati di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. E quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore che oggi ha pubblicato l'indice di criminalità nelle province italiane. La classifica generale vede prima per denunce Milano, seguita da Bologna e Rimini, ultima quindi la più sicura Oristano, preceduta da Pordenone. Complessivamente tra i 106 capoluoghi di provincia Trieste al 20° posto, Gorizia al 45°, Udine al 90° e Pordenone al 105°. A livello nazionale le denunce nei primi 6 mesi 2021 segnano un più 7,5% sul 2020, meno 17% ancora sul 2019, con più scippi, furti di auto e moto, meno nelle case. Dopo la brusca flessione nei mesi di lockdown, anche ladri e rapinatori sembrano tornare in azione. Tornano a salire i furti con strappo del 35% e quelli di motocicli e di autovetture del 16%. Continua invece il calo dei furti in abitazione rispetto a 2 anni fa. Le violenze sessuali risultano in crescita del 18% su base annua, con in media 13 denunce al giorno. Aumentano anche le violenze urbane e le risse, con 224 episodi di minacce percosse ogni 24 ore. Incidente stradale alle 6:30 a Chions a seguito di uno scontro frontale tra 2 auto. 2 persone sono rimaste ferite in maniera seria ma non sarebbero in pericolo di vita. Una incastrata e liberata nelle lamiere è stata trasportata a Udine in elicottero, una è stata accolta al nosocomio di Pordenone in ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco di San Vito del Tagliamento e i carabinieri di Pordenone. Sono riprese questa mattina presto le ricerche di un 57enne di Sedegliano che è uscito da casa domenica, non ha fatto rientro. I familiari hanno dato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. La sua auto è stata trovata vicino a una centralina idroelettrica a Coderno. Per tutta la giornata di ieri i vigili del fuoco l'hanno cercato, purtroppo senza esito. Oggi in campo i pompieri di Trieste, Pordenone e San Daniele, sul posto anche carabinieri e polizia locale. Anche Matteo Bassetti suggerisce di rivedere la legge che regola il Green Pass. Secondo il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, il lascia passare verde non sta producendo quegli effetti che il governo si augurava di avere, estendendo l'obbligo del certificato anti-Covid sui luoghi di lavoro. In poche parole, il Green Pass dopo i primi giorni non riesce più a convincere gli indecisi ad immunizzarsi. Il Green Pass così com'è non spinge più come si augurava facesse, ha spiegato il medico su Facebook. Ieri in tutta Italia si sono registrate meno di 10.000 prime dosi di vaccino. Dalle 75.000 del 14 ottobre, forse, sottolinea Bassetti, varrebbe la pena rivedere lo strumento rilasciandolo unicamente a chi è vaccinato o a chi è già immune per infezione pregressa, rendendolo obbligatorio solamente per alcune attività e mansioni. L'infettivologo suggerisce inoltre di dedicarsi maggiormente sulla campagna della terza dose anti-Covid, anziché su uno strumento che ha radicalizzato e non fa cambiare idea a scettici e contrari, senza mai dimenticare l'obiettivo dell'immunità di gregge. Per mettersi in sicurezza, sottolinea l'ex direttore della clinica di malattie infettive di Udine, dobbiamo arrivare al 90% di immuni sulla popolazione generale entro Natale. Bisogna anche spingere di più sulle terze dosi ai fragili, agli anziani e ai sanitari. Abbiamo un buon vantaggio che dobbiamo saper amministrare, chiosa l'infettivologo. Il corazziere Roberto Zacconi ha donato alla comunità che lo ha accolto, Muzzana del Turgnano, il primo monumento dedicato alla guardia del Capo dello Stato. È stato posizionato nel centro di Muzzana del Turgnano il primo monumento al mondo dedicato ai corazzieri, la guardia d'onore del Presidente della Repubblica. Ieri l'inaugurazione nel corso di una cerimonia pubblica che si è aperta con l'alzabandiera ed è proseguita con una sfilata lungo via Roma. Dopo la celebrazione della Santa Messa, lo scoprimento del monumento donato alla comunità dal corazziere Roberto Zacconi, che da tempo risiede a Muzzana. È un vero piacere, insomma, questa cerimonia di inaugurazione
del monumento ai carabinieri corazzieri donato dal nostro concittadino, carabiniere corazziere in congedo Roberto Zacconi. Lui abita da qualche anno in questa comunità e ha deciso di donare questo monumento che è stato collocato in questo luogo centrale della nostra comunità e che ci ricorderà a noi muzzanesi, ma non solo, tutti quei valori che l'Arma dei Carabinieri e dei Corazzieri porta con sé. È una comunità che ha avuto 7 corazzieri nati tra le proprie famiglie, e quindi in qualche modo ricordare con un monumento il sacrificio, l'impegno e l'attività che questi corazzieri fanno sia dal punto di vista della Guardia del Presidente della Repubblica, ma rappresentando, essendo un corpo associato ai Carabinieri, insomma l'Arma dei Carabinieri all'interno non solo della nostra regione, del nostro paese, è motivo di grande orgoglio. Regione, Ministeri di Difesa e Cultura e Università di Udine e Trieste hanno sottoscritto un accordo per la gestione di oltre 1550 strutture di difesa. Il protocollo prevede una valorizzazione del patrimonio oggi a cavallo tra Italia, Slovenia e Croazia. Tutela, valorizzazione turistica e culturale e riuso sociale. Sono circa 1550 le strutture difensive presenti in Friuli, Venezia e Giulia che per i prossimi 3 anni, l'accordo però è rinnovabile, saranno affidate alle università di Udine e Trieste sulla base del protocollo sottoscritto nella sede della Regione tra l'ente rappresentato dall'assessore Sebastiano Callari, i Ministeri di Difesa e Cultura, la direzione regionale dell'Agenzia del Demanio e ovviamente i rettori Roberto Pinton e Roberto Di Renarda. Oggi abbiamo cominciato probabilmente a scrivere la storia, cioè usciamo, ho detto, da quella che è solo la memoria di chi ha vissuto quei luoghi, lo facciamo diventare storia perché diventi anche un'occasione di sfruttamento, perché no, di questo territorio in vista di momenti culturali, di momenti di sviluppo per il nostro territorio. Di Renarda ha ricordato come oggi il futuro è legato alla fratellanza tra i popoli e al superamento delle divisioni di un tempo. Una università moderna deve essere presente sul territorio ed essere a disposizione del territorio. Importante l'impegno poi dell'Ateneo Friulano. Uniud ha sicuramente un'attività importante perché il gruppo coordinato dal professor Piffer di fatto studia già questi manufatti e soprattutto in relazione a ciò che riguarda la guerra fredda. Per esempio qualche mese fa abbiamo avuto un convegno internazionale online che ha visto però ospiti anche dagli Stati Uniti che vedono questo territorio come particolarmente indicativo di un periodo storico che forse non è ancora abbastanza spiegato. Nel dettaglio il patrimonio difensivo che sarà affidato all'università è quello sul confine orientale, meglio noto come il Vallo Alpino del Littorio, a cui si aggiungono le strutture sulla linea del tagliamento. Un riconoscimento che ha messo i brividi e ha emozionato pubblico e protagonisti. È quello che è stato conferito ieri a Gorizia durante il premio regionale Solidarietà 2021. Vittoria e Nicolas, i 2 ragazzi che hanno difeso da una brutale e assurda aggressione un adolescente autistico a Pordenone, sono stati premiati con la seguente motivazione. Questi 2 ragazzi, lei di origine rumena, lui polacco, ne hanno preso le difese prestando le prime cure rimanendo al fianco del ragazzo fino all'arrivo dei soccorsi. Il premio, assegnato dal Presidente della Consulta regionale disabili Mario Brancati, è stato consegnato direttamente dalla vittima del pestaggio, Cristiano Vignan, visibilmente emozionato, ai suoi soccorritori mentre la platea tributava loro un lungo e sentito applauso. L'associazione Noi Uniti per l'Autismo di Vidi Pordenone ha espresso la propria soddisfazione per questo riconoscimento che ha visto premiare il comportamento coraggioso e altruista dei 2 giovani, comportamento che si auspica possa essere d'esempio a tutti i giovani in futuro. Si è conclusa con numeri più che positivi la 27esima edizione del Festival Dedica, incentrato sullo scrittore e giornalista Paolo Rumiz. Il pubblico è tornato in presenza, ha seguito con interesse tutti gli incontri. L'appuntamento è per marzo del 2022 con un autore straniero. Si è conclusa sabato sera con il concerto dei Radio Zastava nella Sala Capitol di Pordenone, la 27esima edizione del Festival Dedica, organizzato dall'Associazione Culturale Tesis in via eccezionale in autunno a causa dell'emergenza pandemica e preceduto da una serie di anteprime diluite per gli stessi motivi in diversi mesi. Uno sforzo straordinario sfociato in 8 giorni intensi di incontri, libri, teatro, cinema, musica e mostre che hanno condotto il pubblico nell'opera del protagonista, lo scrittore, giornalista e viaggiatore triestino Paolo Rumiz. Un percorso declinato in 16 eventi
eventi. Oltre 7.000 le presenze, 1.700 gli studenti, ragazzi e bambini coinvolti, 130.000 le persone che hanno visto un contenuto di dedica sui social, 7.000 gli accessi al sito web nel periodo del festival. Un bilancio più che positivo, dichiara il presidente dell'associazione Tesis, Antonio Frusteri, al di là degli ottimi numeri, soprattutto in un periodo ancora difficile, fra i timori che persistono nella gente e l'obbligo di Green Pass per accedere agli eventi. Soddisfatto anche il curatore artistico del festival, Claudio Cataruzza, soprattutto per il pubblico che è tornato in presenza. Rumiz, al centro della settimana a lui dedicata, ha ringraziato il festival e tutte le persone che gli hanno fatto sentire il loro apprezzamento. Nel 2022 Dedica tornerà nella sua tradizionale collocazione. È già stata stabilita la data, dal 5 al 12 marzo. Il protagonista questa volta sarà un autore straniero. Siamo alla pagina sportiva. Pareggio in extremis ieri per l'Udinese di Luca Gotti, che all'ultimo secondo trova l'1-1 con la rete di Betto. Ora 2 sfide rapida successione per i bianconeri, contro il Verona mercoledì e contro l'Inter domenica. Soddisfatto della reazione della squadra al gol subito, il tecnico Gotti, che nella prossima intervista spiega anche i motivi che l'hanno portato a schierare la squadra con un inedito 3-4-3. 3-4 volte secondo me c'erano i presupposti per poter far male all'Atalanta. Poi nel secondo tempo prendi quel gol e quel gol indirizza poi la partita, fa in modo che sia possibile che l'Atalanta abbia più occasioni. Però ripeto, lo spirito almeno è stato premiato. Quest'idea di mettere in campo fin dall'inizio Molina da attaccante vicino a Pussetto e a Beto, comunque garantirsi 3 attaccanti con gamba, in grado di ripartire nello spazio, in grado di giocarsi degli 1 contro 1 che potessero diventare pericolosi per questa loro difesa che piano piano ci avrebbe concesso sempre più spazi. Questa era l'idea. A Molina durante la settimana ho detto che aveva l'occasione di divertirsi, aveva l'occasione di fare una partita con meno compiti difensivi, guardando in avanti, giocandosi gli 1 contro 1 con libertà di sbagliare, non c'è problema, risbaglia, non c'è problema, buttati negli spazi ogni volta che c'è la possibilità di andare ad attaccarli e cerca la porta. C'è un mezzo fallo su Udoge che esce da un 1-2, non riesce a ricevere la palla perché cade per terra e noi pensiamo che la palla sia una punizione per noi. In realtà l'Atalanta batte presto il fallo laterale, ci troviamo scoperti regalando quello spazio che fa arrivare Malinowski al limite dell'area. Tutto qua, poi di ricostruzioni così ne possiamo fare molte durante una partita. Il telegiornale termina qui, ma ritornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.